Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del su 2018. A tutti e benvenuti a una puntata nuova di Saiana del Sudempus. Si suvendi proprio una camminera intro delle sculture più importanti della Sardegna, partendo dalla preistoria e si arriva fino a su Mesuevo. Oggi siamo in una fase di mese, difatti si è a questionare della cultura punica. E si cominciare proprio da uno dei luoghi più importanti, più simbolici della cultura punica in Sardegna. Ma quando nasce tutto questo? Dopo si torna a de mera tempus, chiaramente, in questo caso de manco 8 secoli a prima della nascita di Gesù Cristo. E in Nord Africa, in suo stato di Tunisia, proprio in questa epoca nasce questa chiaressi o mera tempo su città di più importanti di tutto il Mediterraneo. Non scetti a primo di Roma, ma quando pure Roma è nasce. Questa città rappiga su nomini di Cartagini, della lingua semitica Cart Adash, che bolinai proprio città di Noa. Questa città è stata fondata entro del Golfo di Tunisi e questo monticetto che dinanta Birsa, dunque in una posizione strategica. E i popoli che danti fondata fianta sicuramente popoli locali come i berberus e pari che pure i mercanti della Venice, dunque della zona del Libano, hanno contribuito a creare questa città che in poco tempo è diventata la più importante di tutto il Mediterraneo. E questa città dunque ha creato una cultura, questa che oggi si chiama cultura punica, che era proprio piegato in preno a partire da 500 anni prima di Cristo, pure la Sardegna. Chiaramente questa Sardegna non era deserta o disabitata, dove era abitata dai sardos, che in questo momento spacciata la civiltà di Nuragesa, hanno cominciato a proprio imprassare la cultura cartaginese, chiaramente tenendo conto della cultura precedente e sapere che questa cultura è durata tempo meda, fino a pensare a sedati a romana, fino a sedati imperiali. Dunque, non pago come è stata questa spagnola, a cosa del Medioevo e fino all'unità dell'Italia, è stata una cultura che ha proprio lasciato arrasto su meta. Il problema però, come spesso mi rapporta succede, è che
con s'arribu de una moda, de una cultura noa in questa toppu questa romana, meras cosas de questo periodo funt isparessias. Difatti su Ghibieus o in sa città di Dedarros, ma pure commenti a Nora o a Caralis, funt monumentus proschidottu de s'edade romana. Però sapiri ci funti comunque stilis e architetturas chi si tornano a mandare proprio a Cartagine. Per sunare dunque chi sardus de su 500 innanzi di Cristo finzas a s'anno zero funt istetis culturalmente punicus. Ita cambiera chiaramente totu s'aspetto religioso, poeta arribai divinidades noas, commenti cussa de Melkart, de Astarte, de Bes e pruschidotto cussa de Tinnit, che est una dei deas proprio più cultualizzadas de dottu su mundu punicu sardu. Ara cambiai sicuramente su modu de navigare, su modu de fabbricare domus e tempius, e ara cambiai pruschidottu proprio tottu sa parte chi spettara i vasus de Ramani. Anta a subentrai formas commenti i broccas con orlo dinanto orlo a fungo, i broccas a Possubino, Lugerras e questa cosa più importante chiaramente è a capiere sa scrittura. E subio in sul museo de Gravas uno scanto di epigrafi fattas in lingua semitica, in alfabeto semitico. Poi da questo momento ciantessi meras iscrizioni fatte con l'alfabeto fenicio che chiaramente i cartaginesi usano navigai e hanno trasferiti ai sardus e tutto. E proprio questa lingua unica era durai fino ad 8 sedati a romana. E poi si chiami poi esu a scoperri su chiesti a Varrau del su periodo punico cartagineso in sa città di Dedarros. È un'auga de punicu non è a Varrau meta in questa città. Però dove è ancora una cosa che magari i restauri, i straballi fatti in età romana comunque è a Varrada. È uno dei monumenti che noi consideriamo come di origine punica è proprio questo. È un tempio lungo più di 30 metri, che si accarra proprio a Summari e è fatto di due maniere. La prima parte è fatta proprio sgavendo sa rocca naturale, in oggi è pruschidotto arenaria, questa verda, questa rocca che si forma grazie a sarena, dunque è facile da traballare. E anche dunque si è fatto proprio un logo, sgavendo un logo, picchendi sa verda che boganta, poi vai in murus, chiese questo murus de verda manna, de peso chiaramente immaginai brusarto, con colunnas, con pamentus fattus de cocciu visto. E nel 58, quando è stato sgavato dell'archeologo Gennaro Pesce, che è stato uno dei più importanti archeologi del mondo venice e punico conoscetti in Sardegna ma già in tutta Italia, e su dia torrano menai su dentro dei segni colonne doriche. Poi proprio a pillo con i murus biesu uno scanto de colunnas e de capitellus non berus ma proprio realizzato in basso rilievo in su muro, in Sarrocca. Si penserà che a questo tempio era dedicato a divinità di Melkart, che in tutto il mondo mediterraneo era proprio questa divinità accappiata in Mercaus, e che i Romanos zerrianta Hercules e i Grisaregus zerrianta Eracles. Accanto a questo tempio agattauso uno scanto de arrogus de colunnas
de basi circolari e de basi quadrangolari. E questo è su primo edifizio, su primo testimonio che esaviri de Tarros Punica. E con questa scenografia spettacolare, con queste colonne de Tarros, e su decidio di scegliere qualcuna cosa di prusu a pizzo di questo che è uno dei siti archeologici più importanti, non solo di Sardegna, ma sicuramente di tutto sul Mediterraneo de Scuricatrocio. Con noi, con me, sa collega archeologa Maria Mureddu. Maria, saluti, grazie per essersi a Tobiauso. Cominciamo subito cercando di comprendere poita Tarros esti ecci importanti in sul mondo archeologico sardo e non scetti, deo e mannai pure europeo. Tarros esti entre città di Punica sono più importanti del Mediterraneo, di questa parte dei Summari. Una delle città che finza da primizio, finza da quando esiste come città, è stata più accappiata con Cartagine, che è la città di Punica più importante, certo. e che dunque si sreve a comprendere commenti la cultura punica e cresce è contatto con non solo con Cartagine, ma con tutto sul mondo di questo cantone. Certo, questa cosa importante è sempre questa, i cittadini che punti in Summari della Sardegna, a parte essi antica Sameda, hanno sempre dentro contatto su relatas con tutti gli altri luoghi del Mediterraneo. Noi in questa puntata stiamo questionando, stiamo cercando di fare un focus a pizzus della cultura punica in Sardegna, che tutti scesi comincia a manco in XVI secolo in di Cristo e arriverà fino a sedati romana imperiali, dunque è una cultura che è parlata proprio in tutta la Sardegna, in sa gente, in sa religione, in strutture. Chi uno bene di noi e vuole ribiri si pregunta, ma Dio, che noi non manco mera cose appunto dati a romana. Ma chi vuole biri di avere su qualcuna cosa che hanno fatto in età di punica, a onde dipende? Quali sono i logos, i monumenti, simboli di questa cultura? In Sarasa, che posso dire, rispetto a questa città, a altre città, che è un tempio punico, un tempio che tiene insomma diversi elementi, sì, che è stato fatto in epoca punica e a Dante Torrao a fare pure in epoca romana, però su esibiti è proprio il tempio punico del V, IV secolo primo in antisi di Cristo. Questo tempio poi è dubbioso, poi quando anche scaravano negli anni 60, in mezzo al logos, in già tutta questa città, fonti l'ompio sul livello romano, in cui antigricao ad avere dei lompi vinza al suo unico, fonti l'ompio e antagattao questo tempio che è fatto, per metà è fatto seguendo in areso Savedra e una parte è fatta fregata. Su che video in cui è proprio su tempio unico. Ascolta Maria, ma questo tempio sceso a cale divinità vi accappiavo,
o una o a plus divinidadi, si può in Sant'Igorio commenti un vago funti scresias o puro che intras e bisi statua de santus e de santas. E i archeologi anti-scipio, anti-scrovetto, a cali divinidadi può rispettare questo tempio? Non uscideus, non poteu uscire sicuro, su che antinau, su che si pensa è che questo possa essere su tempio di Melkart. Melkart fiat uno dei deus più importanti se voi spunicus. Un tempio, su tempio di Melkart, due deppia essi a Marolla, in ogni città. Questo tempio poi tanti pensano che possa essere su de Melkart, poi si vede che è un tempio importante in mera e in pruso antagattao però questo di ora e non ci deus bene, ma noi antagattao un'iscrizione che narrada de triballus fattus in do tempio de Melkart. Triballus che vunti plus o manco dessa proprietà de una dei aggiunturas che si vinti in questo tempio, però una rauso è un'ipotesi, non potete essere sicuri. Giustamente tu hai detto non puoi resistere città in summari che non tengera sì. Su tempio di Melkart. Poi da Melkart, in età di punica, ma io so pure in su mondo arego, che era Eracles, in su mondo romano, Hercules, fiat questa divinità de su mercato, dei scuncambias, e dunque sono una città importanti come Tidarros, chi era commercio dentro dei summari, uno dei tempi sicuramente più importanti si era Cusso. Però fiastanende che c'indesti un altro puro. Altra cosa di bide da di punica. Proprio I Saras, commenti, però non si vidi, commenti del logo del santuario che via su Dofet, questo che è in tutte le città di Punicas, del su Mediterraneo, del Meso, che sia da Tunisia, Sardegna o Sicilia, del Brescidoggio. Però del Sudofet de Darros in effetti non sono video nulla, poi del Sudofet è via un logo di noi agenti venia da iscongius con i pipius dei pipius e angioni pura a Brujaus. E in pruso con un monumento, con mancai de Breda, con mancai sa figura dessa divinità o cose aici, cose sacre. E poi noi questo Dofet non dubideus poi i scongius e i monumenteggius de Breda che santi votaus in museus, in castello e in cravas. Però si può andare da noi via Sudofet e comprendi in noi via in due parti in fuori di questa città, però comunque accanto a questa città. Quindi è proprio una cosa che si va a comprendere come in Sudofet via da un santuario che deppia essere questo pure in ogni città unica di questa zona. E questo di fatti si desubio e subio pure che Sudofet danti fatto proprio in pizzus de una bidda de dati nuragesa. E dunque se vuole suonare che sapremo gente che vive in noi che sicuramente ha ricontribuito a fondare questa città funta sardus e tottu manca mesturaus con i cartaginesus. Noi so che poteva andare che di sicuro questa gente non è sparessia, no? Quindi potevo pensare a qualcosa aici. Posso degudo archeologico, sa questione che a noi si pone di un paghetto in degudo per comprendere come può essere un sedio, in questo ammesturo, e che a noi è sagattao delle dati nuragesa su periodo più antico, in cui messo romano del noi Sudofet e del noi prima viveva da un'aida nuragesa. È usagattao dessa città di Punica e romana su chi bene appustisi de qualche secolo e dunque sa mancano vari secoli su poi nai proprio a livello archeologico
commenti sul serio, commenti e canto si può intendere a mesturaus. Poi mai non devo non hai, però di sicuro sa gente non fia sparessia di che punti l'ompiu su a fondare questa città. Certo, questa proprio il secolo su chi sa mancanta, funti questo su naraso de sedadi e su verro, quando espaccendi sa civiltà di sa cultura nuragesa e tutto sa naraso sa popolazione sarda si viera orientalizzando, sa mancare dunque sa questa fase, ma sicuramente è un ammanco depidu a su fatto che depinti ancora scavai, poi in oggi può avere una stima, quanto c'è ancora devo portarsi a luci? E noi chi anda bene, andai scaravamo un terzo di questa città. Quindi, insomma, ancora chi è in pruso, poi l'ompi a su pruso antico, quindi oggi. È un'altra cosa tocca da noi, che questa età sul vero, questo momento del mese a volte è pure difficile da comprendere, poi è un'età di nuove cose che vanno cambiando, poi adesso per noi non si integrare. Certo, questo è vero. Ascolta, parlando a pizzo insomma, di culture e di gente che si attoppiera di luoghi differenti. Sì. Tarros è importante pure è una scuola di archeologia a cielo aperto. Ogni anno in oggi gli studenti vanno in uno scanto di scavus. Quante università partecipano e quanto manco studenti di archeologia gli archeologi del subvenidori ben in noi e chiaramente insomma avarranta sul luogo. No, ogni anno, da anni e anni, che punti sempre, sono università di Castello, sono università di Bologna, punti università che nareuso storicamente ben in noi a fare questa ricerca. Questa università di Sassaripura, a volte fai con qualcosa e questi anni se benendi pure, abbiamo pare che hanno su università di Cincinnati, quindi teniamo pure con americano che benendi in noi a fare questa ricerca. E punti scavendi però a fuori di quest'area visitabili, giusto? No, io sono punti in fondo accanto a uno dei stermas di Tarros e poi in questa parte alta del sito archeologico pure, però in effetti non funti proprio accanto a questa strada saia di noi passa da mancare questa gente po' questa città. Dunque teniamo una scuola che è nevato internazionali. E proprio da gente che arriva di lompiri di tutto sul mondo, Tarros, Ducioso Dottos, è uno dei siti sicuramente più connoti e più visitati di tutta la Sardegna. Poi, pure, teneso su testimonio che venendo di noi, abbiamo centinaia di turisti e poi non pensai a scuole che tutti sanno, di pure quando facciamo piticchetti in scuole elementari, si bene noi, come la maggioria dei sfedali miei andando o a Tarros o a Sunuraci de Barumini. Canto prusamanco visitatori beniti e quali punti luoghi più di atteso chi beniti? Proprio su numero non riuscivo, poi ogni anno tocca fare sconto e poi impari pure a in trattamento e che andate pure al museo, insomma, sul numero è difficile da uscire, però non sono dubitati, ogni dì entrano prodotto in stadia, ma pure nel periodo di scuola, 100 e 100 di persone, insomma, gente che è, me da sadrus, me da italiano e me da devoras. Devoras è che punti venendo di Brusu, vabbè, tedesco che punti sempre, francese, meda, e muovedo di tutta Europa. E poi di altri continenti, che punti americani, degli Stati Uniti, ma pure sul resto di America.
con cuota, con cuno pure de Oriente, esatto, e de Australia pure, de sta cantoni del suo mondo. Dunque, sei per toccare tutti i continenti del suo mondo, come in Sant'Igorio, questo luogo non accabba, non spacciamo mai dei bigenti che indieni di atteso. Bene, noi torniamo grazie a tutto il sincreramento che si è fatto con un usardo bello, e l'usardo di questa zona è sempre capitaneso, ma è un capitaneso speciale che a me piace mera. Però assumma su due proprio su come simbolo. da cambiare fa caso. Certo. Difatti si è proprio in una zona narauso dell'Acana. E su Scippiu, che è una cosa di veruso a pizzo su questo sito importantissimo. Noi dunque torniamo grazie a archeologa Maria Mureddu. E spero che si tornerà a vedere in Misano su Avenni. Grazie. L'altro luogo invece chi esti a Varrao, de cidade unica e non ha subito restauri, modifiche in età romana, esti su Toffet. Se uso in sa parte prusarta de Darros, saghinanta su murru mannu e saghiari torrao a pillo puru sa parte prusantica e stannai sabita nuragesa. Difatti proprio a mano diretta dove uno scanto de barraccas de di nuragesa e a s'altra parte invece un muro fatto de verda e con tecnica nuragica. Difatti in uno scanto de cartas agattato su nome su muro manno forse proprio poco su muro. Altri invece pensano che siano errori e su nome ibero si era proprio su muro sa forma che viene di questo voto. De ogni maniera comunque sceso che de cidade nuragesa la popolazione si sposta a vivi a Vellavello più accanto a Dessumari e noi e Tavarra. Tavarra sa parte funeraria. Questo altare che biesi a Palazzo de Me, proprio questa struttura rettangolare, e se sa che è stata scavata negli anni 50 dell'archeologo a primo Gennaro Pesce e a Enrico Acquaro, che furono stati archeologi importanti in mera di questo periodo, anti bogapillo centinaia di anforas che noi zerreso urne cinerarie che denianta a intrus is ossus abbruciaus e pure su ginnigiu de ispipius morti in età prematura. Esubio s'altra volta sul museo de Gravasa proprio tutte le ricostruzioni di questo Toffet. A parte i urnas con i sprattus, i stratigeddus, in pizzus di serranta proprio saucca di questo vaso, tu viene accanto una verda, una lapide funeraria che poteva rappresentare su simbolo del Tinit, che era proprio questa divinità più importanti del mondo funerario punico, oppure simbolo geometrico. Mera portas intendo che in età punica cartaginese questa gente bocciata ispipius pitichetus. Questo è una falsità, poiché subio analizzando proprio gli ossus che vunta ossus proprio
pipius mortus de manera naturali, mera vortas ovvianta fetus. E chi nogi interranta is pipius, i mannus invecias beniant interraus tota s'atra parti. Dunque nogi seso in sa parti de suso face nord, faci invece a sud tenesu sa necropoli, che dinanta pure necropoli meridionale, onde dovunti estumbas proprio sgavadas in sa rocca de arenaria de Graccari, funti proprio apposentus, cameras, mannas, onde poniant is carenas dei mortus. Però mentre i pipius veniant bruciaus, difatti si fadia proprio una specie de valò, poi bruciare is carenas, poi i mannus invece da su corpus venia posto in direttura a intrus de sa tomba, proprio in pizzus de una specie de banconi de perda, e proprio de ingunis di pesi sciri che già a partire da sa cabo del 1700 e pottotus 800 anti sgavau mera vortas de manera clandestina e anti pigau prendas de oro e de prata scetti una parte si sarbara esti oi esponnida allogata in su museo archeologico de Castello, ma genti commenti Lord Vernon, che erano nobili ingresu del Sottocentus, o su scrittori Honoré de Balzac, antis gavau, antis dorrobau e ben più pruschidotto su British Museum de Londra, tutti i prendas e gioiellos plus importanti si pigaus finzas e moi de sa città de Darros. Dunque, poi fai una sintesi di questa città e subiu che sa parte funeraria, commenti accadessiera in Sant'Igorio, fiera atteso de sa parte invece abitativa. Con cittadina romana e saveri a raccambiare già dopo. E a pagus chilometros de Darros seus lompius in un altro luogo, sempre in Susinis, che dinanta Santus Revadori. Santus Revadori non è un villaggio calichisiada, ma è un novenario. E tutti i domigeddas chi biesume noi, fraigadas in su Mesuevo, accanto de sa Gresia de Santus Revadori, funti gumbessias. In oggi dunque sa genti, sa tobia da scetti, in occasione de sa festa, che esti in isprimuccidas de Cabudanni.
Questo luogo è importante, poiché mo introduce un culto, un'altra divinità della Sardegna punica, e sta nai Eshmun. Eshmun, che è stato Asclepios, poi Saregus, Esculapius, poi Romanus, è una divinità che agattaus dunque de sedati cartaginesa finza sedata romana e che vi era sa divinità de sa gente malaida, dunque esti cussa chi de Pierra Zanai, sa gente che venia da noi po si fai curai. Difatti si sapiri a intrusu due punti litrasa commenti RF che bieus e sapiri simboleggiano proprio sa pregunta de aggiuto. Sicuramente su chi biesuoi è una parte di questo santuario che probabilmente è stato fatto già in età di Nuragesa, ma era sperta che biesu proprio in foras dei domus, proprio accanto a Senna, funti a rogosu de Nuragesi o de strutturas nuragesas. Su sinis dunque esti e si confermerà ancora oggi come uno dei logos più arriccus de testimonius de sedade unica, ma noi si che mi vuoi intrausu in su coro de questo luogo. E agora si fatto prusamanco 20 scalinus, si su calausu e entro su de sipogeu. Questa sicuramente si sa parte più interessanti dedotto su complesso archeologico e sacro de Santus Revatori. E come testi fatto? Teneus 6 apposentus, funti sgavaus sicuramente in parti a entro su de Sarrocca e in parte però funti fabbricaus in età romana con mattonisi de argilla. Tutto sul luogo è stato abitato già del Neolitico, poiché a uno scanto di 100 metri da noi hanno tagattato negli anni 60 una statuetta di Amammai. Ma in età di Nuragesa abbiamo giocato tutto sul luogo è stato interessato della presenza dei Nuragesi. No, dopo scaresci che a pagos chilometri nel sovuro su già su del Monti Brama. Dunque questa parte sacra in oggi comincia già sicuramente in sedadi e su bronzo, manco in su 1200 innanzi di Cristo, che hanno in tutta la Sardegna fanno i spuzzo sacros, i mizzas sacras, e calivunti datus che si nanta che in oggi già in età di Nuragesa benianta po pregai. Poi tatteneus sesi puzzus, puzzicedus, di onde ancora in uno scanto bessino un vago di acqua a pillu, ma sa cosa più d'importo funti do bacillisi de verda, che porosu zerrai pure l'accus, che funti de forma circolari, come gussus che hanno agattau in isatro stantuarius, come quello de Sasede Soscaros in Uliana, funti lacus mannus, a un dimonenta s'acqua vrira ed accallentanta con perda del rio che si ponera accanto de su fuoco. Dunque già doieste un culto dell'acqua, ma sa particolarità a ribasu finza a sedadi de oi con su cristianesimo è proprio che in un luogo scetti come in Sagresia de Santus Revatori teneus uno scanto de non scetti periodus ma proprio a religionis partendo di questa Nuragesa che sti a cappiare a s'acqua passando po questa punica questa romana e ribendi finzas a oi di de oi con su cristianesimo però sa su vuedo che pone in comunicazione tutto questo cultus esti sempre s'acqua. È un auto della di Nuragesa. A Goa invece a partire da su XVI secolo e innanzi di Cristo, quando comincerà a entrare in tutta l'isola la cultura cartaginesa, pure in Sardegna arrivano le divinità dei Cartagini.
È una delle divinità che in periodo unico due punti non scetti in noi, ma già in tutta la Sardegna, esti sicuramente cussa de Eshmun, che i Zaregos viara Asclepios, poi i Romanos Esculapio, che esti proprio sono divinità de ischi punti Malaidus e Bolinti Zanai. Proprio per questo Bieusu, già in tutto il Sipogeu, scritta, fatta sicuramente con su un periodo de gravoni, proprio in sintonaco, a onde Bieusu mera vortas a repetidas due litras, che punti R e F. Poi hanno gli archeologi, gli studiosi, si punti precontaus ita bolia da nai queste iscrizioni, qualcuno narara sicuramente uno che si zerriara, si narara Rufus. Ma Rufus è un nome romano che dunque arriverà non prima su del III secolo a primo de Cristo. E invece anti scrovetto che accusta esti narauso una formula sacra che ancora si narrare in età romana, ma che esti punica, in lingua punica, e Bolinai refè per Alesce che tenne su sentito de Zanami, bollu essi Zanao. Proprio commenti veso ancora oggi, mancai in iscrese, quando l'assaso i ex voto, quando magari mancai si seusu ingollidu boleusu Zanai de una malaria, l'assaso un'iscrizione o proprio un arrogo de Ramagno o de Brata con sa parte del suo corpo che boleusu Zanai. Però sa cosa bella che doi noi che sti un unicum già in tutto su Mediterraneo, non funti catacumbas che in Sardegna cattaso in Sisula de Sant'Antioco, e si proprio un tempio asuta de sa terra, che steti uscarescio sicuramente conoscando de secoli, dudorrant a scoperri in sa metà di 800 e boghendi una spezia de lana de verda o muffa che dove viera in isparetesi, gli studiosi si punti a cattaso che fu prenu de disegnos, de pinturas. Ne saberitat non funti proprio pinturas a friscus, ma funti disegnos fattus con su un peru de un carboncino. E banda, come su bio, de setati unica con RF finzas a su 1600. Pensate, teneusu sa rappresentazione de Ercole, chi esti allupendi proprio su Lioni Nemeo, teneusu in ninfas sa divinidadi de Venere Adone, teneusu i Sangiuleddus o Putus de Dadia Romana, eppure pensai s'alfabeto aregu, poi ta forze si noi già a partire dai 4 secoli a.C. di Cristo si imparava proprio su Sarego e s'alfabeto cosa sua. Dove è un'altra particolarità, proprio in s'apposento principale, che è stato un perao come iglesia paleocristiana in età di bizantina, dove è un'iscrizione in arabo, possa precisioni esti arabo marocchino e esti una preghiera po Allah, si iscrizione in arara diaici. Deu pozzo affermai che s'inferro esiste ridiererosu e su paradiso esiste ridiererosu, Allah è manno. Si pensa che questa iscrizione è stata fatta, forse si denominata nordafricano, in una delle meras scorrerias che tutto su Sinis, tutta questa costa, ha subito a partire da su 1000 a.C. fino a 800. Se si pensa che è stata fatta in sa metà di adesso 400, ottenuto disegni di imbarcazioni, de naisi inglesi, olandesi, de naisi romanas, tenuto proprio gabbias con una intrusu
hominis, e dunque a calincuno pensava che pure a rappresentazioni de prigionieri, ma anche ai cristiani, che furono stati inserrati come noi, dunque si vuole ipotizzare pure che uno di questi aposenti dante un perao pure a commenti presoni. Oggi questo luogo è visitato da mera gente, poi non devo scaresci che a Zeus accanto ad essa città punica e romana de Darros, ma proschidotto sul luogo è connoto in Pizzusu, poi in oggi a Cabara spacciara sa corsa dei Scruzzus, questa corsa che parte della chiesa di Santa Maria in Cravasa e sparciara i mennoi biendi questo pruini mannu che anticipara proprio s'arribu dei scabreresus che hanno fatto su voto a Santus Revadori e bollo spacciai proprio con Santus Revadori poi si intitolara a questo santo. Depese scirica in questo tempo anti-divinisao ed orau proprio Hercules o Eracles, che fura Esmun poi Spunicus. Un altro dei atronominis di Eracles è questo in regu de Soter, che bolina proprio Zarbadori. Quando questo luogo è diventato cristiano, dunque è passato da suo culto de Eracles o Hercules Sarbadori in Santu Zarbadori e questo è il fenomeno del sincretismo che è già gattà in altro luogo della Sardegna e che esodorrai a gattai. E con questo bello panorama a Palasa su Gulfo de Darros, deu si saluto e su accabao sa puntata de oggi a Pizzusu de sa Sardegna e da di Bunica su bio sa città di forse più importanti de quest'epoca su tempio de Santus Repadori dunque sa sesa varrausu in Susinis, in sa costa centro-occidentale di Sardegna e Deo si torno grazie e si compiru a Sisighiri a sa prossima puntata de Saiana de su Tempus.
Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.